Francesco a Panama, accolto da 2000 giovani, questa terra si trasformerà in un hub della speranza e una terra di sogni, così ha detto il pontefice nell'incontro con le autorità. Incontrando i vescovi nel Centro America, Francesco ha esortato la Chiesa ad essere umile e povera, non arrogante né piena di orgoglio, seguendo l'esempio di Sant'Oscar Romero. Entro febbraio saranno avviati i restauri alla cupola della cattedrale di Chiavari, intervento complessivo del valore di 3,5 milioni di euro suddiviso in 5 lotti. Raggiunto l'accordo sindacale per le tutele dei lavoratori di Aprica a Rapallo. Ai 60 dipendenti ex Aimeri sarà applicato il contratto di categoria con la clausola di continuità in caso di nuovo appalto. Dopo la neve, giornata di vento forte, raffica da 143 km/h al lago di Giacopiane. E intanto prima lezione nell'aula telematica di Portofino per gli alunni che non hanno potuto prendere il battello. Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. È iniziato il 26esimo viaggio apostolico di Papa Francesco. Il pontefice in questi giorni si trova a Panama, dove si svolge la Giornata Mondiale della Gioventù 2019. L'arrivo ieri sera alle 23 ore italiane all'aeroporto, accolto dall'entusiasmo di oltre 2000 giovani. Oggi pomeriggio il primo impegno ufficiale, l'incontro col Presidente della Repubblica di Panama, le autorità, i rappresentanti della società civile, il corpo diplomatico del paese. Panama è una terra di convocazione e di sogno che per la sua posizione privilegiata rappresenta un luogo strategico non soltanto per la regione ma per il mondo intero. In questi giorni, ha detto ancora il Santo Padre nel suo discorso, sarà un punto d'incontro dove giovani provenienti da 5 continenti celebreranno, si incontreranno, pregheranno e ravviveranno il desiderio e l'impegno di creare un mondo più umano. Le nuove generazioni, con la loro gioia e il loro entusiasmo, con la loro libertà, sensibilità e capacità critica, esigono dagli adulti, ma specialmente da tutti quelli che detengono un ruolo direttivo nella vita pubblica, di avere una condotta conforme alla dignità e all'autorità che rivestono e che è stata loro affidata. Nel suo primo discorso a Panama, indirizzato alle autorità, Francesco è partito dalle esigenze dei giovani per tratteggiare un identikit esigente del politico e rinnovare il suo appello a lottare contro la corruzione, vivere con austerità e trasparenza nella concreta responsabilità per gli altri e per il mondo, la consegna del Papa alla classe dirigente del Paese. Una condotta che dimostri che il servizio pubblico è sinonimo di onestà e giustizia e il contrario di qualsiasi forma di corruzione e si esigono un impegno nel quale tutti, incominciando da quanti ci diciamo cristiani, abbiano l'audacia di costruire una politica autenticamente umana. Per il primo atto ufficiale del suo 26esimo viaggio apostolico, Francesco è stato accolto dal Presidente e dalla Vicepresidente della Repubblica. A Palazzo Bolivar il primo grazie è andato al popolo panamense, che ha compiuto uno sforzo inestimabile per accogliere gli oltre 200.000 giovani provenienti da oltre 150 paesi del mondo. In questi giorni Panama non solo verrà ricordato come un centro regionale o un punto strategico per il commercio e per il transito di persone, si trasformerà, ha detto Francesco, in un hub della speranza. Offrendo ospitalità ai sogni di questi giovani, Panama diventa terra di sogni che sfida tante certezze del nostro tempo e crea orizzonti vitali che indicano una nuova consistenza al procedere con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione verso gli altri. Durante questo tempo saremo testimoni dell'apertura di nuovi canali di comunicazione e di comprensione. Dopo il momento con le autorità, Francesco ha incontrato i vescovi del Centro America nella chiesa di San Francesco di Assisi. Questa giornata mondiale della gioventù è un'occasione unica per andare incontro e avvicinarsi ancora di più alla realtà dei nostri giovani, piena di speranze e desideri, ma anche profondamente segnata da tante ferite. Così ha commentato Francesco, che ha citato il Sinodo dei giovani e ha ricordato che questi ultimi portano dentro un'inquietudine che dobbiamo apprezzare, rispettare,
accompagnare. Di qui l'invito del Pontefice a promuovere programmi e centri educativi che sappiano accompagnare, sostenere, responsabilizzare i giovani. La strada, prima che sia la cultura, e portarli alla strada giusta, non con la cultura della morte, soluzioni senza soluzioni magiche che catturino, che sfruttino la loro immaginazione. Questo è l'appello di Francesco, e fatelo non con paternalismo dall'alto in basso, perché non è questo che il Signore ci chiede, ma come padri, come fratelli verso fratelli. Essi sono volto di Cristo per noi, e a Cristo non arrivare dall'alto in basso, ma dal basso verso l'alto. E questa sera alle 23:25 in Italia Papa Francesco parteciperà alla cerimonia di apertura della GMG dal campo di Santa Maria la Antigua. Sarà possibile seguire questo momento in diretta sul canale 15 di Telepace. La cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari necessita di un imponente lavoro di restauro interno. Il complesso degli interventi è stato illustrato questa mattina. Si tratta di 5 lotti che coinvolgeranno l'area del presbiterio, la cupola, i 2 transetti e la navata. Il primo lotto, relativo alla cupola della basilica, è di imminente realizzazione. Grazie a una generosa offerta, entro la fine di febbraio potranno essere allestiti i ponteggi. I lavori per questa porzione di chiesa dovrebbero concludersi entro l'anno. Vediamo. Il primo significativo lotto di lavori per il restauro conservativo interno della chiesa cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari riguarderà la cupola. Già entro la fine di gennaio la ditta Gerso, che si occupa dell'intervento, è in grado di allestire la suggestiva impalcatura che si leverà sino a 40 metri di altezza. Dapprima verrà montata un'impalcatura, un sistema di ponteggio a piramide fino appunto a coprire tutta la superficie della cupola, che durerà circa un mese, ragionevolmente nel mese di febbraio, e poi partirà il lavoro vero e proprio di restauro, di recupero artistico della cupola. Quindi presumiamo che questo primo lotto di intervento dovrebbe concludersi entro il fine dell'anno. La cupola, danneggiata da un incendio ricostruita nell'Ottocento, porta i segni degli anni e delle infiltrazioni di umidità. L'intervento sarà sostanzialmente un intervento di bonifica e di consolidamento, pulitura e di ripristino di quello che è l'apparato decorativo, affinché possa non essere soggetto a fenomeni di distacco, di degrado e di disgregazione, come potrebbe esserlo nel momento in cui l'umidità continua la sua azione. Complessivamente sono 5 lotti di intervento in messa a progetto per un importo totale di 3,5 milioni di euro circa. La partenza del primo lotto di lavori è stata resa possibile grazie ad una donazione importante. Il costo di questo intervento è di 440-50 IVA compresa, che cifra che è stata erogata dal Cavaliere Arvedi. Ha voluto farci questo dono e noi di questo lo ringraziamo tantissimo. Nel periodo di installazione delle impalcature la cattedrale resterà chiusa dal lunedì al venerdì. Per i fedeli tuttavia verrà offerta la possibilità di preghiera e di celebrazione dei sacramenti. In alternativa, come possibilità di offerta di spazio di preghiera, viene proposta la cappella del seminario, che è accanto alla chiesa cattedrale. È rientrato lo stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi dai sindacati a difesa dei lavoratori ex Aimeri a Rapallo. Con l'ingresso della nuova società, che dal 1 febbraio gestirà l'appalto dei rifiuti in città, a Prica non erano state rinnovate alcune garanzie nei confronti dei 60 dipendenti assorbiti, prima fra tutte l'applicazione del contratto di categoria. Ieri un tavolo di confronto che si è risolto positivamente. Al termine di una lunga trattativa siamo riusciti a trovare un accordo, e questo accordo prevede che tutti i lavoratori siano assunti da Aprica, cioè dall'azienda mandataria, e gli verrà applicato a tutti i lavoratori il contratto di settore dell'igiene ambientale. Quindi abbiamo tutelato sia il valore economico e sia la sicurezza del posto di lavoro, con il famoso articolo 6, quello che prevede la garanzia del posto di lavoro anche nel caso che cambi l'appalto. Questo appunto è importante in fase di un nuovo appalto. C'è la clausola che prevede che i lavoratori vengano assunti dal nuovo soggetto che eventualmente dovrà intervenire. Assolutamente sì, è stato un accordo importante
un accordo che avrà riflessi anche a carattere nazionale per tutelare tutto il settore, tutelare un contratto che stiamo rinnovando proprio in questo periodo e che permette ai lavoratori del comparto di avere sia un reddito sufficiente e sia la sicurezza del posto di lavoro, cosa importantissima. La cooperazione, che sicuramente è un altro settore valido, è importante ma per i lavoratori disagiati, ma questo è un altro discorso, e se in futuro dovranno essere inserite delle persone inserite in quelle categorie, noi siamo disponibili a ulteriori accordi. Adesso tutto pronto per partire con l'appalto, il 1° febbraio ci sarà il passaggio di consegne? Sì, il 1° febbraio, tra l'altro nel corso di questo incontro ci hanno anche spiegato come funzionerà il nuovo appalto e questa ditta farà investimenti che arrivano ai 5 milioni. I lavoratori avranno una sede nuova e moderna, sicuramente all'altezza del compito che devono svolgere, ci saranno tutti i mezzi nuovi e quindi sicuramente un passo avanti anche per migliorare il servizio nel comune di Rapallo. Dopo le nevicate di ieri, oggi il vento, il fenomeno meteo più significativo nella nostra regione. ARPAL ha emanato l'avviso per venti di burrasca forte da nord su tutta la regione. Saranno possibili raffiche fino a 100-120 km/h in attenuazione dal pomeriggio. Questa mattina al lago di Giacopiane si sono raggiunti 147 km/h. Nelle prossime attenzione anche al disagio fisiologico per freddo. Sempre stamani il valore più basso a Pratomollo con meno 8,4 gradi centigradi. Attenzione anche alle possibili gelate notturne. E proprio a causa del vento e alle non buone condizioni del mare sono rimasti a Portofino i 6 alunni delle scuole che dal crollo della provinciale 227 raggiungono le scuole a Santa Margherita Ligure in Battello. I bambini però hanno potuto comunque fare lezione nell'aula telematica allestita all'interno del teatrino inaugurata pochi giorni fa. Scopriamo come funziona nel servizio che segue. Che tipo di tecnologia è stata usata qui al Teatrino di Portofino? Abbiamo creato un punto partendo dalla scuola di Santa Margherita, perché ovviamente dovevamo trasmettere da lì. Abbiamo utilizzato delle radio in ponte MHz 5,8 e abbiamo trasmesso da Santa Margherita su al Santuario Montallegro, di rimando a Castello Brauno, e abbiamo trasferito qui al Teatrino per avere le immagini e l'audio in tempo reale. Non c'è ritardo nelle comunicazioni tra i bambini e la scuola? Esattamente, l'audio e il video arriva in tempo reale e per quello che abbiamo usato come tecnologia è come avere la fibra, perché le radio si chiamano Airfiber e quindi trasmettiamo con una potenza di 450 mega e quindi il segnale arriva in tempo reale. I suoi insegnanti che cosa hanno detto? Come si sono adattati a questa novità? Io direi bene, come tutti i progetti un po' sperimentali, anche questo è stato condotto con parecchia velocità e il coinvolgimento sinceramente da parte mia non è stato totale da parte degli insegnanti, perché avevo bisogno di fare le cose insomma con una certa celerità. E quindi coinvolti anche un po' all'ultimo hanno reagito molto positivamente, come di solito fanno, anche perché hanno visto che dietro poi c'è il bene dei bambini. Un esperimento, quello di Portofino, che può essere replicato anche in altre situazioni. Un esperimento che può essere replicato in altre situazioni in caso di necessità, una possibilità che può andare oltre l'emergenza, anche perché l'esperimento di Portofino ha la caratteristica di aver coagulato intorno alla scuola l'interesse di tutta la comunità di Portofino e quindi ha creato le premesse perché, al di là della durata di questo esperimento, che comunque si rende necessario ed è importante che venga realizzato adesso, pone le premesse per una sua continuazione eventualmente nel futuro. Si è svolta a Genova la seduta solenne del Consiglio regionale per ricordare le vittime della persecuzione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. In aula, dopo il saluto del Presidente del Consiglio Alessandro Piana, ha tenuto l'orazione ufficiale Roberto Giarach, Presidente della Fondazione Memoriale Shoah di Milano. Giarach ha ricostruito il percorso normativo che portò alla promulgazione delle leggi razziali in Italia e alle misure conseguenti, sottolineando
però anche il lungo cammino per l'abolizione completa di quel complesso quadro normativo. Nella seconda parte della seduta si è svolta la premiazione degli studenti vincitori dell'11ª edizione del concorso 27 gennaio, giorno per la memoria, indirizzato agli allievi degli istituti di scuola media superiore della Liguria, finanziato attraverso la legge 9 del 16 aprile 2004 del Consiglio regionale. Il prossimo mese, fra il 17 e il 21 di febbraio, i ragazzi visiteranno i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Il consigliere di minoranza di Sestri Levante, Marco Conti, esprime preoccupazione per l'evidente stato di degrado in cui versa la passerella pedonale che conduce al porto, che ha subito danni nel corso della mareggiata di fine ottobre. Secondo la ricostruzione che Conti ha affidata a un'interpellanza, la passerella avrebbe presentato problemi fin dagli anni successivi alla sua realizzazione, tanto da rendere necessario un intervento straordinario di manutenzione 2 anni fa. Ora, alla luce della mareggiata, Conti chiede che venga effettuata una perizia tecnica per garantire la sicurezza della struttura e dei pedoni che vi transitano e che vengano verificati i termini del contratto con l'impresa che l'ha realizzata e che 2 anni fa ha curato la manutenzione. E ora lo spazio all'economia. È stato approvato col decreto legge del 17 febbraio il reddito di cittadinanza. Vediamo i dettagli nella scheda della settimana. Sigla. Sarà pienamente operativo da aprile il nuovo reddito di cittadinanza introdotto dal governo con il decreto legge approvato il 17 gennaio. Il sussidio sarà riconosciuto ai singoli e ai nuclei familiari che risultino inoccupati, disoccupati o con un reddito al di sotto dei 780 euro mensili. Dovranno però possedere alcuni requisiti richiesti dalla legge: cittadinanza italiana o di paesi dell'Unione Europea, permesso di soggiorno di lungo periodo, residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo, un ISEE non superiore ai 9.360 euro, patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa di abitazione non superiore ai 30.000 euro e un patrimonio finanziario non superiore ai 6.000 euro o 20.000 per le famiglie con persone disabili. Il beneficio economico non sarà inferiore ai 480 euro netti e si compone di 2 elementi: una componente a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, una componente a integrazione del reddito delle famiglie che vivono in affitto pari all'ammontare del canone di locazione annuo fino a 3.360 euro. Il reddito di cittadinanza si potrà richiedere direttamente all'ufficio postale che in via telematica oppure ai CAF. L'INPS verificherà se sia in possesso dei requisiti. Se ciò fosse, il sussidio sarà erogato attraverso una normalissima prepagata di Poste Italiane e non sarà possibile utilizzarla, ad esempio, per il gioco d'azzardo. La card permetterà di effettuare prelievi in contanti entro un tetto mensile di 100 euro per singolo individuo. Dopo l'accettazione, il beneficiario verrà contattato dai centri per l'impiego per individuare il percorso di formazione o di reinserimento lavorativo da attuare. I soggetti interessati dovranno seguire percorsi di formazione ed effettuare lavori di pubblica utilità. Chi è adeguatamente formato dovrà siglare il patto per il lavoro con un centro per l'impiego o un'azienda per il lavoro. Chi invece ha bisogno di ulteriore formazione dovrà siglare il patto per la formazione con enti appositi bilaterali, enti interprofessionali o aziende. Non potranno essere rifiutate più di 3 proposte di lavoro congrue, vale a dire in linea con il curriculum e all'interno di un certo raggio chilometrico dalla residenza del beneficiario. Se ciò avvenisse, vengono meno i requisiti per accedere al provvedimento. Adesso apriamo la consueta finestra di Telepace sull'Arcidiocesi di Genova. La linea va alla redazione del Cittadino. A voi. Benvenuti nella redazione del Cittadino. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita alla nostra città per i 40 anni dalla morte di Guido Rossa. Il Cardinale Bagnasco, al termine della cerimonia di commemorazione, ha sottolineato come la presenza del Presidente della Repubblica aumenti il coraggio e la volontà di reagire tutti insieme, perché si possono superare insieme le prove, anche quella recente come la tragica morte dell'operaio morto sul lavoro Eros Cinti, un papà che lascia 2 bambini in tenera età. Nell'edizione del Cittadino della prossima settimana tutti i discorsi e gli approfondimenti sulla visita del Capo dello Stato a Genova.
Appuntamenti diocesani, sabato 26 gennaio alle ore 19 in seminario, ritrovo dei giovani della diocesi per assistere in diretta alla veglia guidata da Papa Francesco alla GMG di Panama. Dopo la cena condivisa, Santa Messa e collegamento in diretta. Per chi lo desidera sarà possibile dormire in seminario. Mercoledì 30 gennaio, conferenza di cattedrale aperta organizzata dall'Ufficio Cultura della Diocesi. Alle ore 18:30 in San Lorenzo Giuliano Ferrara, giornalista, e Lorenzo Ornaghi, presidente della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, intervengono sul tema La città ideale, una riflessione per Genova. Le conclusioni dell'incontro saranno affidate al cardinale Angelo Bagnasco. La conferenza, lo ricordiamo, sarà trasmessa in diretta streaming su www.ilcittadino.ge.it. Per questa settimana è tutto, grazie della vostra attenzione e arrivederci. Bene, torniamo a Chiavari e per quanto riguarda invece il capoluogo, il vento forte che sta soffiando sulla città di Genova dalle prime ore della giornata ha causato diversi danni ad alberi e cose che hanno richiesto intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco. Le chiamate di intervento ricevute dalle centrali operative sono state numerose, i soccorsi, per lo più di natura tecnica, hanno riguardato taglio di alberi pericolanti e messa in sicurezza di oggetti pericolanti, persiane, tegole, cartelli e pali. Si segnala l'intervento per la messa in sicurezza di una grossa insegna pericolante che minacciava la caduta sul tratto di strada da e verso il casello autostradale di Genova Pegli. Lo stesso è stato chiuso per il tempo tecnico necessario alla messa in sicurezza ed è stato poi riaperto intorno alle 11. Purtroppo non ce l'ha fatta l'uomo che una decina di giorni fa era rimasto ferito a causa della caduta da un albero a Monleone di Cicagna. L'uomo stava tagliando della legna quando accidentalmente una pianta alla quale stava lavorando gli è caduta addosso, provocando gravi ferite. Trasportato in emergenza all'ospedale San Martino di Genova, l'uomo è deceduto questa mattina poco dopo mezzogiorno. Lascia la moglie e 2 figli. Ancora cronaca, scontro tra un'auto e una moto questo pomeriggio in via Costa Mezzana a Santa Margherita Ligure. L'incidente si è verificato intorno alle ore 17. Fortunatamente non ci sono stati gravi feriti. Il conducente delle 2 ruote, un giovane sui 30 anni, solo per precauzione, è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. A Chiavari i carabinieri hanno arrestato un italiano di 46 anni gravato da numerosi pregiudizi di polizia e attualmente affidato a una comunità terapeutica. È stato accompagnato nella propria abitazione dove sarà agli arresti domiciliari. L'uomo deve scontare una pena di 7 mesi e 14 giorni di reclusione per i reati contro la persona e il patrimonio, associazione a delinquere, spaccio ed altro. E un giovane di 34 anni di Sessi Levante invece è stato deferito in stato di libertà per porto ingiustificato di coltelli e oggetti atti a offendere. L'uomo, fermato dai carabinieri in evidente stato di alterazione alcolica e sanguinante al volto, è stato trovato in possesso di cutter della lunghezza di 25 cm, detenuto senza un giustificato motivo e immediatamente sequestrato. Dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso di Lavagna è stato medicato e quindi dimesso. Saranno l'Unione Europea e i giovani protagonisti della giornata di lavoro promossa e ospitata domani dalla Società Economica di Chiavari. Nelle sale di via Ravaschieri i lavori prenderanno il via alle 9:30. Vediamo. L'Unione Europea, le sue molteplici opportunità in ambito lavorativo, di studio e ricreativo e la campagna informativa stavolta voto e tu, attivata per le prossime elezioni del 26 maggio. Saranno questi i temi al centro del convegno I nuovi orizzonti europei dei giovani, che sarà ospitato a Chiavari nella sede della Società Economica. Partecipano fra gli altri Bruno Marasà dell'Ufficio del Parlamento Europeo a Milano, 6 europarlamentari, mentre sono previste alcune letture per ricordare Antonio Megalizzi e Barto Pedro Orent Niedelsk, i 2 giovani giornalisti europeisti morti nell'attentato avvenuto a Strasburgo l'11 dicembre scorso. Sarà una giornata molto intensa, siamo abbastanza preoccupati di riuscire a svolgerla tutta senza interruzioni, perché chi deve parlare sono molti e soprattutto anche i giovani vorremmo che parlassero dopo aver lavorato nel pomeriggio su vari temi, che dovranno poi essere ribaltati sui parlamentari europei che presenteranno e che sono addirittura 6.
Al termine della giornata di lavori, i giovani elaboreranno un documento che gli europarlamentari porteranno al Consiglio. Previsto anche un momento musicale a cura della giovanissima pianista Dea Dani. L'iniziativa è stata assunta dalla Società Economica di Chiavari in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento Europeo a Milano, il Comune di Chiavari e il Centro di Iniziativa Europea. Noi proprio nel nostro DNA abbiamo l'Europa, perché sarebbe assurdo negarlo, diciamo, fra la giovine Europa di Mazzini, quella che ci ha appunto consentito di fare quella bella manifestazione in occasione del centenario del posizionamento della statua, e ha nel suo primo presidente una persona apertissima alle problematiche europee. Proprio ricordo quando nel fine Settecento è noto che portò la prima seggiolina sulla quale poi si impostò il lavoro di un centinaio d'anni di artigiani. Come sparlare nel web è il titolo dell'incontro in programma questa sera nel Salone di Maria, Madre della Chiesa Lavagna. Il relatore sarà Stefano Pasta, docente del Dipartimento di Pedagogia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e autore del libro Razzismi 2.0. Pasta tratterà di social network, razzismo e odio e della sfida educativa dell'incontro con l'altro. Inizio alle 20:45, la serata è promossa da Azione Cattolica Diocesana. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per venerdì 25 gennaio. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 25 gennaio, giornata di studio sul tema accompagnamento all'abitare, condizione di senza dimora e comunità dalle 9:30 alle 17:30 in via Balbi 5 a Genova. A promuoverla l'Università e la Fondazione San Marcellino, l'ingresso è gratuito. Shoah è il titolo della mostra allestita sino al 15 febbraio nella Biblioteca Vago di Santa Margherita Ligure. Si tratta di un'esposizione libraria patrocinata dall'ANPI e aperta domani dalle 14 alle 18. Nuova lezione all'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16, nei locali di Villa Quairolo, Nicoletta Paschetti tratterà il tema la mediazione penale e la gestione del conflitto. Alle 16, in via delle Vecchie Mura a Chiavari, nell'ambito dei corsi di cultura, Antonio Balsamo affronterà un argomento di psicologia sull'argomento la percezione. Chiavari ricorda Giulio Regeni con una fiaccolata a partire dalle 17, la partenza da Piazza Mazzini. Alle 18 in auditorium il giornalista della Stampa Domenico Quirico parlerà di diritti umani violati. Cena di solidarietà a Sesti Levante nell'ambito del progetto La luce di un gesto, l'inizio alle 19:30 al ristorante Gourmet. E infine riprendono a Chiavari gli incontri gratuiti organizzati dal CIF, il Centro Italiano Femminile, nell'ambito del progetto Spazio per le donne di tutte le età. L'inizio alle 21 nella sede di via Costaguta 10. Parliamo di sport, calcio e campo al limite dell'impraticabilità e primo gol dell'Olbia in presunta posizione di fuorigioco. Queste sono le critiche mosse dal direttore generale della Virtus Entella dopo la terza sconfitta stagionale maturata ieri in terra sarda. Vediamo l'intervista che abbiamo realizzato. Una gara molto difficile, con un campo in condizioni quasi di impraticabilità che ci ha messo in imbarazzo sin dall'inizio, visto anche le nostre caratteristiche. L'Olbia, che è una squadra che oggettivamente è in buone condizioni, sta bene, lo aveva dimostrato anche domenica scorsa a Bussarsizio, ha giocato una buona gara, è sembrato a tratti interpretare meglio le condizioni difficili del campo e anche atmosferiche. Nonostante questo siamo giustamente pervenuti al pareggio dopo essere andati in svantaggio su un gol in presunta posizione di fuorigioco, e poi nel secondo tempo la partita è stata equilibrata, le due squadre hanno tentato di vincerla entrambe. Purtroppo è stato più bravo l'Olbia, che ha siglato il gol del 2-1 a poco dalla fine. Purtroppo in trasferta le gare sono queste, sono gare di battaglia, difficili, dove c'è grande agonismo e in certe situazioni purtroppo capita di soccombere. È una sconfitta pesante, fortunatamente arriva dopo una vittoria molto importante di Arzachena, quindi bisogna immediatamente voltare pagina, preparare la gara di Cuneo, perché nell'ottica delle 3 gare in una settimana è importante girare subito pagina e preparare la partita successiva. Società biancoceleste premia chi ha partecipato al match di Coppa Italia a Roma sostenendo da vicino la squadra. I titolari del biglietto acquistato
per la storica partita dell'Olimpico dovranno presentarsi all'Entella Point da oggi a sabato, oppure alla biglietteria dello stadio domenica mattina entro le ore 12 per poter usufruire di 2 biglietti omaggio validi per la partita del pomeriggio alle 14:30 Entella Cuneo di campionato. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento è con Tiguglio oggi, domani alle ore 12:45. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.